Salve, siamo 5 alpinisti della scuola di sci alpinismo Renzo Giuliani della sezione CAI Cesare Battisti di Verona. Siamo qui per un progetto solidale che dura già da un paio d'anni e durerà 3 anni, speriamo, perché stiamo cercando di introdurre allo sci alpinismo 5 ragazzi afghani in modo da creare una sorta di microeconomia che possa dar loro un futuro in un paese tormentato come l'Afghanistan. Siamo partiti il 21 di febbraio senza sapere nulla di quello che stava succedendo del coronavirus, anzi non c'era alcuna restrizione in corso, siamo partiti tranquilli e siamo rimasti 10 giorni, più di 10 giorni isolati nel Wakhan Corridor senza alcuna comunicazione. Al nostro rientro abbiamo scoperto quello che sta succedendo tuttora in Italia. Abbiamo cercato in tutti i modi di rientrare in Tagikistan, dove avremmo dovuto avere il volo da Dushanbe, però le frontiere erano chiuse e qui è intervenuta la diplomazia che ci ha consentito di entrare in Tagikistan e a patto di rimanere in quarantena per i 14 giorni previsti. Siamo rimasti in un ospedale in una condizione accettabile, ma accettabile per il fatto che non c'erano problemi di coronavirus e accettabile fin tanto che eravamo solo noi presenti in quarantena. In questi 14 giorni purtroppo abbiamo visto svanire tutte le nostre possibilità di rientro, nel senso che tutti i voli man mano venivano cancellati ogni volta che si trovava una possibile soluzione. Fintanto che il 21 di marzo abbiamo concluso la nostra quarantena, ma a quel punto il Tagikistan era un paese isolato, come è tuttora, quindi confini chiusi, nessun volo possibile, e per cui adesso noi ci troviamo qui, in questo paese, bellissimo, con della gente meravigliosa, ma il livello così, sanitario è un po' quello che è. Abbiamo visto come si è svolta un po' la nostra quarantena senza particolari precauzioni. La nostra preoccupazione poi è aumentata quando alla fine della nostra quarantena è arrivato anche un gruppo di altri giovani in quarantena, ma grande distinzione tra noi e loro non c'era, quindi la promiscuità era praticamente inevitabile. Ora siamo qui e il nostro timore è questo, che se qui dovesse arrivare malauguratamente il coronavirus, qui non ci sarebbe alcuna tutela, alcuna possibilità di essere seguiti e quindi saremmo fortemente a rischio. Questa è la nostra fortissima preoccupazione. Si stanno muovendo moltissime persone e cercano di aiutarci in tutti i modi. E sì, noi siamo bene relativamente in un paese al momento sicuro, al momento perché non ci sono problemi, però sapendo com'è questo paese, dovesse succedere qualsiasi cosa, ci sentiremo veramente in balia di noi stessi. Questo è quanto, questa è la nostra storia, un po' il nostro